per me, per tutti i commercianti e per tutti i cittadini. Chiuso per paura, vetrine spente per lei e per tutti i cittadini. Sa di essere diventata un simbolo Margherita Parolin, la commerciante che ha deciso di chiudere il suo negozio da quando il suo aggressore, uno sbandato straniero irregolare spedito al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, è tornato a gironzolare per il centro storico di Vicenza. Questo perché, presumibilmente, avrebbe un certificato medico da cui risulterebbe che soffre di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. In ogni caso, lui è tornato. Sì, anche questa mattina ero qui a porte chiuse e il personaggio è passato qui davanti. Margherita Parolin è angosciata nel vedere che il suo aggressore continua a passare davanti al suo negozio. Così, quando lui è tornato a Vicenza, lei ha chiuso il negozio e se n'è andata. Lo ha fatto per paura, sì, certo, ma anche per protesta. Voglio tenere chiuso per attenzionare al massimo il mio problema, ma che non è solo mio, ma è un problema di tanti piccoli commercianti, magari anche di tante donne commercianti sole, e comunque è un problema per tutta l'Italia. E così oggi la paura di Margherita Parolin è diventata un simbolo e il suo negozio chiuso un emblema per tanti commercianti e cittadini che si sentono schiacciati dalla malavita e dal degrado, troppo spesso collegati a un'immigrazione fuori controllo. Ho dato voce forse a tante persone che avrebbero voluto dire quello che sto dicendo io oggi, cioè l'immigrazione oggi è allo sbando, abbiamo troppi immigrati fuori controllo, abbiamo bisogno di leggi serie e sicure, per questo io mi voglio battere per una legge che vorrei chiamare fuori subito. Se sei una persona che delinque, che fa questi atti vandalici, che violenta, che spaccia e che va in giro col macete e col coltello, te ne vai fuori subito. Ecco, io voglio vincere questa battaglia.